della Procura di Gorizia sulla gestione dei centri migranti di Gradisca di Isonzo, indagati 3 prefetti, tra cui quello attualmente in carica a Venezia, Vittorio Zappalorto, e l'ex prefetto di Treviso Marroso, accuse pesantissime. 57enne Polesano muore per una meningite batterica non diagnosticata, 2 medici rinviati a giudizio per omicidio colposo in concorso. Ritrovato senza vita a Padova il corpo dell'ex imprenditore Vittorio Mazzuccato nella villa in cui abitava in condizioni di indigenza. A Torino la manifestazione si TAV, anche i comuni di Venezia, Padova e Vicenza in piazza con i loro rappresentanti, la Lega sta con i manifestanti, ieri sera a 20:10 Jacopo Berti del 5 Stelle, il Carroccio non mantiene la parola data. Manovra del governo, l'allarme della CGIL, con le novità introdotte dal governo c'è il rischio concreto che nei prossimi mesi si assista a un incremento esponenziale di false partite IVA. Ieri sera a Monastiero la cena solidale per raccogliere fondi per gli alluvionati della Golena del Piave, i sindaci per una sera sono diventati camerieri. Parte la settimana prossima a Padova un innovativo servizio di autobus notturno a chiamata, gli utenti potranno infatti chiedere il passaggio del bus attraverso il proprio cellulare. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano l'inchiesta al nuovo terremoto sulla gestione dei migranti a nord-est con l'inchiesta della Procura di Gorizia per quanto riguarda i centri migranti di Gradisca di Isonzo. Tra i 42 indagati ci sono 3 prefetti e tra questi quello attualmente in carica a Venezia, Vittorio Zappalorto, e l'ex prefetto di Treviso Marroso, e le accuse sono pesantissime. Concorso esterno in associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, truffa aggravata e falso, non messi in atto con azioni concrete ma omettendo un'adeguata vigilanza. Sono le accuse che il sostituto procuratore di Gorizia, Valentina Bossi, contesta all'attuale prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, già rappresentante del governo a Treviso e commissario straordinario nel capoluogo lagunare in seguito alle dimissioni dell'ex sindaco Giorgio Orsoni. Stesse contestazioni anche per l'ex prefetto di Gorizia e Treviso Maria Augusta Marrosu e per l'ex viceprefetto di Gorizia Gloria Sandra Allegretto. I 3 funzionari risultano iscritti insieme ad altre 39 persone nel registro degli indagati per la gestione del centro di identificazione ed espulsione degli immigrati e del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca di Isonzo tra il 2011 e il luglio 2015. Ai 3 prefetti è già stata notificata la chiusura indagini, la procura goriziana si appresta ora a chiederne il rinvio a giudizio. Sotto inchiesta anche l'operato dell'Onlus trapanese che gestiva le 2 strutture, a cui sarebbe stata aggiudicata nel 2013 in maniera ritenuta fraudolenta la gara d'appalto da quasi 17 milioni di euro per l'affidamento dell'incarico. Una situazione in cui neppure il successore di Marrosu, Zappalorto, aveva fatto chiarezza, così come la viceprefetto Allegretto, malgrado quello che, stando alla procura, accadeva all'interno di CIE e Cara, dove agli ospiti non venivano erogati i servizi previsti e dove si sovraffatturavano presenze inesistenti, e questo senza che la prefettura facesse alcuna obiezione, con danni all'erario per milioni di euro. Fin qui l'impianto accusatorio, con i legali di Zappalorto, l'avvocato Daniele Grasso e l'avvocato Marco Cappelletto, che fanno sapere che il loro assistito è sereno e certo di aver sempre operato correttamente, risolvendo anzi nella legalità e nella massima trasparenza i problemi del centro, assicurando assistenza a centinaia di migranti. E adesso una vicenda che riguarda 2 medici infettivologi dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, che sono ritenuti responsabili del decesso di un 57enne di un comune del Basso Polesine, morto per una meningite batterica nel 2017, e per questo sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo in concorso. L'udienza preliminare è fissata il 2 aprile. All'uomo alcuni mesi prima era stato diagnosticato un tumore al cervello. Operato, in neurochirurgia era stato colpito successivamente da ripetute infezioni. I medici però, secondo l'accusa, non si erano resi conto che si trattava di meningite batterica. Ed ora il dramma che sconvolge Padova in queste ore, il dramma dell'ex imprenditore Vittorio Mazzuccato, che da imprenditore diventato indigente viveva in condizioni di estrema miseria nella sua villa ormai spoglia, appunto è stato ritrovato cadavere ieri.
Lo hanno trovato senza vita, stroncato da un malore in una stanza vicino al garage di casa, dopo l'allarme lanciato da un cugino che non riceveva più sue notizie e aveva chiamato le forze dell'ordine. Vittorio Mazzucato, erede della storica azienda Serra Italia Mazzucato di Padova, è scomparso a 74 anni. Abitava ancora in una grande villa, ma il suo corpo giaceva in una sorta di studiolo nello sgabuzzino dello scantinato, forse il luogo più caldo di un edificio in stato di abbandono, senza luce, acqua e gas. Indossava guanti, cappello e cappotto per ripararsi dal freddo. Accanto allo sgabuzzino il garage dove custodiva 2 auto d'epoca, ultima testimonianza di un lontano benessere. Accanto a lui il suo inseparabile cane Yorkshire, morto di stenti col padrone nella sua cesta di vimini. Ereditata l'attività di florovivaismo dai genitori, un'autentica istituzione a Padova, Vittorio Mazzucato aveva vissuto nel benessere fino all'inizio degli anni 90, quando l'azienda di famiglia aveva cessato l'attività. Dopo la morte della sorella nel 2000 aveva continuato a vivere da solo in condizioni sempre più precarie, fino al drammatico ritrovamento del suo corpo da parte degli agenti della polizia. Veneto Banca, la prima sezione della Corte Civile d'Appello di Venezia ha stabilito che il responsabile delle numerose irregolarità nella gestione dell'istituto bancario è Vincenzo Consoli. Per questo arriva la conferma di una stangata già imposta dalla Consob. Confermate tutte le sanzioni che la Consob ha inflitto nel 2017 all'ex amministratore delegato ed ex direttore generale dell'Istituto Bancario di Montebelluna Vincenzo Consoli, dichiarato insolvente dal Tribunale di Treviso 1 anno e mezzo fa. Lo ha stabilito la prima sezione della Corte d'Appello Civile di Venezia. Il banchiere dovrà pagare oltre €500.000, anche se potrà ancora decidere di fare ricorso in Cassazione. Numerose le violazioni contestate all'uomo che dal 2011 ha guidato Veneto Banca. Parliamo di violazioni relative alle offerte di obbligazioni e azioni, violazioni procedurali e comportamentali, violazioni nella determinazione del valore delle azioni, violazioni negli ordini di acquisti e vendite attraverso le quali furono agevolati gli amici, comunicazioni di dati falsati alla Consob. Ma Consoli non sarà l'unico a pagare, sanzionati anche gli amministratori che si sono succeduti nel Consiglio della Banca dal 2009 in poi, imponendo loro poi di pagare multe che vanno da un minimo di 10.000 ad un massimo di €140.000. Si parla di multe per oltre 5 milioni. Non solo, ma rimane ancora aperta la questione della sentenza di fallimento del Tribunale di Treviso, contro la quale ha presentato ricorso lo stesso Consoli. I giudici hanno disposto una perizia per stabilire se effettivamente l'istituto fosse insolvente o se, come sostiene l'ex direttore generale, il patrimonio ancora in cassa il 25 giugno del 2017, pari a 1,7 miliardi, fosse sufficiente per liquidare tutti i creditori. Ed ora la manifestazione in corso a Torino, in piazza, per dire sì alla TAV. Ci sono anche rappresentanti veneti dei comuni di Venezia, Vicenza e Padova. Lo vedete in queste immagini, i cartelli, ecco, Venezia in piazza appunto per dire sì alla TAV. Tra questi c'è l'assessore all'ambiente di Venezia Massimiliano De Martin, che dice: Venezia spesso si è sentita sola, siamo qui perché vogliamo dare appoggio a chi si mette a disposizione per far crescere il sistema Italia, che deve essere unito. Le nazioni nostre confinanti sono riuscite a fare la TAV e tutelare il territorio. Se ci sono ancora spazi di manovra, dice, potrebbe essere questa la chiave di volta per arrivare a un accordo di tutti a favore della Torino-Lione. Quindi tantissimi, vedete, in piazza gli esponenti delle varie amministrazioni per dire sì alla TAV. È una piazza che trova il sostegno anche della Lega ed è questo uno dei motivi dello scontro di questi giorni tra Lega e Movimento 5 Stelle, proprio uno dei tanti motivi di scontro è quello della TAV, con la Lega che sarebbe disposta anche a dire sì a un referendum per la TAV. Di questo, e non solo di questo, ma anche di questo si è parlato ieri sera con Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle del Veneto, lo scontro con la TAV. Allora sentiamo le sue parole. Analizza il sistema dell'analisi costi-benefici che era stato adottato e accettato, dice Berti, anche dal Carroccio, solo che adesso la Lega non mantiene la parola data. Sentiamo le sue parole. Sulle infrastrutture è stato deciso. Infrastrutture, non è solo la TAV. Sulle infrastrutture è stato deciso in maniera condivisa di utilizzare l'analisi costi-benefici. Che cos'è? È un gruppo di esperti che vengono lasciati da soli, senza nessuna ingerenza, come è giusto che sia,
a fare un'analisi quello che costano le opere, i benefici che portano, che sono finanziari, ambientali, sociali, eccetera, eccetera. Iniziano, lo fanno per varie opere, arriva il primo responso, che è arrivato prima di Natale, ovvero quello sul Terzo Valico, giusto? Quindi diciamo, interessa Piemonte e Liguria. Noi politicamente eravamo contrari a quell'opera, è arrivato il responso che ha detto sì, l'opera sa da fare. E noi cosa abbiamo detto? Ragazzi, le regole di ingaggio erano quelle, ce la mangiamo, adesso arriva il responso sulla TAV, che per fine, parliamo della Torino-Lione, quindi la parte piemontese-francese. Pare, e dico pare perché io non l'ho vista e non so da rumori sui giornali, che dica no, non ha convenienza, non ha senso farla, adesso la Lega già si smarca e dice ah no, allora rimettiamo tutto in gioco. No, ragazzi, fermi un secondo. Allora, se abbiamo deciso che l'analisi costi-benefici è quello che fa fede, e poi bisogna essere persone concrete e serie, perché la serietà si vede anche in questo, nel fatto di rispettare la propria parola. Noi l'abbiamo rispettata e abbiamo dato l'esempio. E allora poi bisogna rispettarla, se no... La Lega non rispetta la parola? Non lo so, vedremo. Io sono sicuro e spero che nell'interesse dei cittadini italiani, perché oggi gli italiani non hanno bisogno di vedere chi prende un po' di voti in più. Queste dunque le parole di Berti che quindi confermano insomma, la tensione anche dell'alleanza di governo Movimento 5 Stelle e Lega su questo fronte, ma non solo su questo. Intanto a scendere in piazza invece il 9 febbraio saranno i sindacati CGIL e CISL e UIL contro la manovra e di questo ha parlato ieri proprio la CGIL facendo un po' il punto della situazione dell'ambito lavorativo nella Marca trevigiana, lanciando anche un nuovo allarme. La manovra del governo non convince i sindacati pronti a scendere in piazza Roma il prossimo 9 febbraio in una manifestazione unitaria. Diversi punti che preoccupano le associazioni dei lavoratori, tra questi la CGIL Treviso ne evidenzia uno in particolare che riguarda le partite IVA. Il regime dei minimi forfettari allargati in quella modalità con in contemporanea la restrizione dei tempi determinati del decreto dignità può generare indurre alcune realtà, o meglio alcuni imprenditori in alcuni settori, in particolare logistica ma in realtà anche edilizia, a in qualche modo non assumere più le persone a tempo determinato ma a dirgli vuoi lavorare con me, apriti la partita IVA. Ma questo è solo uno degli aspetti sui quali la CGIL Treviso concentra la propria attenzione, allargando lo sguardo più in generale alla situazione occupazionale nella Marca. Il sindacato fa una fotografia dell'andamento del lavoro dal 1 marzo 2008 all'inizio della crisi al 30 settembre 2018 e quello che emerge è una grande trasformazione territoriale con aree come quella dei Pieve di Soligo e Vittorio Veneto particolarmente in sofferenza e quelle invece con le maggiori infrastrutture e strade in crescita. Come nei centri urbani più importanti si concentrino le situazioni più dinamiche a discapito invece delle zone periferiche della provincia, in particolare quelle della zona pedemontana. Questo è un dato che deve far riflettere perché quelle zone non vanno abbandonate. La fotografia della CGIL mostra poi come la provincia di Treviso nel periodo in esame abbia guadagnato oltre 13.300 unità, di questi però solo 1.260 a tempo indeterminato. Crescono agricoltura e soprattutto i servizi ad indicare una terziarizzazione dell'economia, soffre pesantemente invece l'industria. Perdono oltre 5.600 unità le costruzioni, ma ancora di più il Made in Italy, legno, mobilio e tessile in calo complessivamente di quasi 9.000 professionalità. In generale, laddove c'è un incremento occupazionale, questo non si traduce sempre, spiega il sindacato, in una migliore qualità delle condizioni lavorative, un aspetto che diventa ancora più tangibile quando si analizza il dato relativo all'occupazione femminile. Se da una parte c'è il ritorno della donna nel mondo del lavoro, e questo è un dato positivo, dall'altra parte la qualità del rapporto di lavoro sicuramente è in un settore, quello dei servizi, nella quale, come dicevo prima, appunto la flessibilità e anche la tipologia del contratto ha dinamiche diverse rispetto a quelle che ci sono in altri settori. L'economia sta rallentando, spiega Giacomo Vendrame, non si è ancora recuperato del tutto quanto perso negli anni della crisi e se non arrivano dalla politica misure adeguate, chiarisce il segretario generale, si rischia di tornare indietro. La legge di stabilità fa cassa sui pensionati, quindi non risolve il problema dei consumi, non risolve il problema degli investimenti, non risolve i problemi veri dello sviluppo del nostro Paese e quindi impoverendolo il Paese o non rilanciandolo. Qualche istante di pubblicità, torneremo a parlare di cronaca subito dopo.
Rieccoci in studio, in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale a Jesolo adesso per parlare di un inseguimento tra la polizia locale e un automobilista. Ci racconta perché il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno. Momenti di paura ieri a Jesolo quando un 56enne pregiudicato ha tentato di sfuggire a un posto di blocco della polizia locale. Quando gli agenti gli hanno intimato l'alta ha finto di rallentare e di accostare, poi all'improvviso ha accelerato rischiando di investire una delle poliziotte in servizio. Dopo aver sterzato bruscamente si è dato a una fuga precipitosa inseguita dall'auto della municipale che gli si è messa immediatamente dietro e per qualche chilometro c'è stato di tutto, sorpassi azzardati, semafori bruciati, come si dice in gergo, fino a quando gli agenti sono finalmente riusciti a bloccarlo. L'hanno controllato, è risultato gravato da numerosi precedenti penali per spaccio di stupefacenti e porto d'armi e è anche totalmente sprovvisto di patente di guida che non aveva mai conseguito. Naturalmente è stato denunciato, oltre a essere sanzionato per diverse migliaia di euro e una serie infinita di violazioni al codice della strada. È tutto da Jesolo. Grazie a Tommaso Stoppa, ancora dal Veneziano con i carabinieri di Chioggia che hanno eseguito il provvedimento del questore di Venezia per la sospensione di 7 giorni dell'attività lavorativa di un bar-ristorante di proprietà di un 31enne i cui avventori erano stati coinvolti in una maxi rissa, lo ricorderete, durante la notte della scorsa Epifania. I militari dunque hanno posto, come vedete nelle immagini, i sigilli al locale. Nella Trevigiano invece, lo leggiamo questo dal sito di Treviso Today, questa notizia di cronaca: il marito dimentica la pentola sui fornelli e la casa va a fuoco, donna salvata dai pompieri. È successo ieri sera in via Aldomoro a Farra di Soligo. A rischiare la vita è stata Rita Bett, storica presidente della Proloco. Restiamo nella Marca trevigiana. Ieri sera in diretta abbiamo raccontato, mentre si stava svolgendo la cena solidale per le famiglie alluvionate della golena del Piave, a fine serata raccolti oltre 11.000 euro. Niente fascia tricolore, ma grembiule, vassoio in mano, così non si erano mai visti sindaci, assessori, consiglieri comunali della Marca, di quei territori attraversati dal Piave che in maniera diversa fino a ottobre hanno dovuto fare i conti con la piena del fiume e la devastazione lasciata dall'acqua e dal fango. Un evento eccezionale, hanno raccontato i residenti della Golena, mai visto prima nemmeno nel 66, con diverse case ancora inagibili, altre mai più abitabili. Per loro sono stati giorni difficili, fuori dalla propria casa, come spiega Don Giampaolo Bano, parroco di Ponte di Piave. Hanno dovuto dipendere dalla solidarietà, ma hanno saputo affrontarla bene. Cresce il volontariato attraverso queste disgrazie. Popolazioni che hanno bisogno di un sostegno e in loro aiuto sono arrivate le amministrazioni, le associazioni e i cittadini che hanno partecipato alla cena solidale di Monastier. Sono quasi 20 sindaci, quasi 20 amministrazioni per 4 comuni e questo vuol dire insomma che fare squadra funziona e sono 420 persone che hanno risposto a questo invito. Ma l'aiuto a questi territori è arrivato sin dalla vigilia della cena. I prodotti serviti ai tavoli, così come gli oggetti messi in palio nella lotteria di fine serata, sono stati infatti acquistati dai commercianti dei comuni colpiti dalla piena. L'iniziativa è lodevole, anzi insomma credo che per queste manifestazioni i sindaci siano sempre disponibilissimi. Imboccarsi le maniche quando c'è da essere attivi per i propri cittadini. Noi ci siamo sempre. Un'iniziativa stupenda trovo io, in aiuto a una regione che è stata molto privata. Una bella iniziativa e una bella cosa da fare. Nel corso della serata il Comitato Il Melograno ha consegnato 2 assegni ai comuni di Ponte di Piave e Salgareda di 1.000 euro ciascuno, soldi raccolti tra i commercianti dei 2 comuni. L'incasso della serata sarà ora diviso tra i 4 territori maggiormente devastati: San Biagio, Zenson, Salgareda e Ponte di Piave. Il commissario prefettizio di quest'ultimo comune intende mettere da parte quanto ricevuto dai privati. Per realizzare una sorta di regolamento, chiamiamolo un bando pubblico, di accesso a forme di contribuzione anche per esigenze minute, come può essere magari il contributo per l'acquisto di un elettrodomestico andato perso a causa dell'alluvione. Ringraziare tutti i miei colleghi perché una disponibilità così sincera
così naturale, da tanto tempo non la vedevo. Io spero un giorno, per cose, non ovviamente per tragedie, di poter ricambiare con loro quello che oggi hanno fatto per me. Si può chiamare un autobus con il cellulare? Si può, dalla prossima settimana a Padova. La data di partenza della fase sperimentale, che durerà fino alla fine di settembre, è il 19 gennaio, dalle 21 fino alla mezzanotte e fino alle 3 di notte del mercoledì, del venerdì e del sabato. A Padova prenderà servizio il Night Bus, un autobus notturno a chiamata attraverso un'app del cellulare, un progetto che esiste in poche città in Europa e che a Padova è nato da una collaborazione tra il comune e l'università. Ho voluto attivare questo servizio sperimentale, vedremo come funziona. Certamente si presenta con un grandissimo interesse per noi, perché permette al prezzo di un biglietto di autobus, quindi immaginate che le risorse degli studenti sono limitate, gli studenti non prendono i taxi, invece al costo di un autobus poter arrivare in tutta la città come sono i nostri studenti. L'idea è partita dagli studenti ma è estesa a tutti. Il servizio su navette da 9 o 16 posti prevede la registrazione in un'applicazione per smartphone. Questa comunicherà la richiesta all'autista in quel momento più vicino. Le posizioni di partenza e di arrivo saranno tutte le fermate di trasporto pubblico, escluso il tram. È un servizio completamente nuovo e io credo che possa veramente cambiare le modalità di movimento in città nelle ore notturne, renderla più sicura, renderla più accessibile e renderla più sostenibile. Quindi direi una molteplicità di aspetti positivi. La sperimentazione mi auguro che vada per il meglio in queste prime settimane, in questi primi mesi, perché io credo che veramente potersi muovere fino alle 3 del mattino a Padova con €1,50 sia un'opportunità per tutti. Ieri sera la nostra trasmissione del venerdì 40 che ripercorre i 40 anni di Antenna 3, ospiti di ieri sera uno dei volti storici dell'ente provincia di Treviso, il nostro generale meteorologo Giancarlo Iannicelli, al tempo il capitano delle previsioni. E poi c'era anche Sebastiano Rizzo, uno dei primi redattori del telegiornale di Antenna 3, con il quale abbiamo commentato delle immagini che soprattutto oggi non possono non far riflettere. Vediamo un estratto della trasmissione di ieri. Qui siamo in una cava che è diventata una discarica e la gente si comincia a lamentare. Siamo nei fine anni 70, inizio anni 80 e vorrei vedere con te queste immagini perché colpiscono, anche perché quest'area, ve lo dico subito, è alle porte di Silea ed esiste ancora. È un'area ovviamente che adesso è stata probabilmente coperta, spero anche bonificata, perché le immagini che tra un po' si vedranno raccontano da sole che cosa veniva buttato dentro in queste cave che poi diventavano discariche. Il tema delle discariche come lo affrontavate voi in redazione, visto che poi eravate gli unici che potevano affrontarlo anche con le immagini? Beh, quello dell'ambiente sicuramente non come oggi, non come negli ultimi anni, era comunque un tema. La sensibilità era inferiore, la sensibilità del pubblico, di tutti noi era inferiore. Guarda cosa c'è, e questo è tutto percolato, sì. E non c'era vasca, non c'era niente, cioè noi adesso ci lamentiamo tanto della terra dei fuochi, però poi ci dobbiamo domandare come mai, guarda la botte dove va a scaricare e cosa c'è lì dentro. Immagini davvero che fanno riflettere di più di 30 anni fa di cosa c'era in quelle zone. Adesso siamo in chiusura, io vi lascio con un'altra tappa dei nostri presepi. Le feste sono finite ma continua il nostro viaggio tra i presepi, ne sono arrivati tantissimi sia di video che di segnalazioni, quindi ci sono ancora molti presepi da mostrare, come quello realizzato a Resana. È una vera e propria mostra di presepi realizzata grazie alla collaborazione dei bimbi di quinta elementare, i lupetti e anche i piccoli della scuola d'infanzia. Offerte di questa mostra saranno devolute all'ospedale dei bambini di Betlemme. Vediamo, e con questo ci salutiamo.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sarà un sabato ancora in compagnia del bel tempo. Sul Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con pochi nubi a carattere sparso un po' su tutte le province della nostra regione. Temperature minime comprese tra i -4 e -1 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione sarà l'alta pressione a dominare. Avremo dunque una giornata di bel tempo con tanto sole e un cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i -3 e -1 gradi, massime oscillanti tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per innocchio addensamenti al mattino. Locali nevicate a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime tra i 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.